sono gli obiettivi di questo partenariato tra FAI e Parco della Valle dei Templi? Gli obiettivi sono sempre quelli di 25 anni fa: essere di fianco al parco archeologico, all'amministrazione, alla città di Agrigento e agli agrigentini per il bene di questa città, che io dico sempre è una delle più belle città del mondo. E la Colimbetra è una specie di paradiso terrestre di Agrigento. L'abbiamo trovata in uno stato di discarica, era una fogna a cielo aperto, oggi è un piccolo pezzo di paradiso terrestre, un agrumeto favoloso, pieno d'acqua. Nei prossimi 25 anni, con fiducia, con vigore, con amore, dandoci la mano con il parco archeologico e con l'amministrazione comunale, vorremmo dotare la Colimbetra di nuovi servizi, di nuove ricerche, di nuovi studi. Vogliamo aiutare per quello che possiamo, per quel poco che possiamo, questa straordinaria società a dimostrare al mondo che è l'erede di una tradizione prestigiosa che deve continuare e che il mondo deve conoscere. Quindi siamo felici di questa nuova firma e siamo felici, come dire, che il Parco Archeologico abbia scelto di nuovo il FAI per altri 25 anni per essere un suo partner. Quindi siamo molto grati alla Regione, all'assessore Scarpinato, al Presidente, ma soprattutto alla città di Agrigento. Agrigento per la cultura, il FAI sarà coinvolto la Colimbetra? Beh, certamente noi inaugureremo nel 2025 le restaurate Case Montana, dove racconteremo, che come sapete sono due piccole semplici casette di mattoni di terra, dove racconteremo la meravigliosa storia. Un nuovo progetto per quanto riguarda il giardino della Colimbetra? Oggi presentiamo l'accordo di partenariato che vede continuare la collaborazione attraverso un'istituzione come quella del FAI, che soprattutto in questi ultimi 20 anni, e 25 anni era la concessione di prima, ha saputo trasformare e rendere accattivante e meraviglioso, nel rispetto dei principi di conservazione, tutela e valorizzazione, una parte del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Noi siamo felici di poter continuare con un'istituzione come il FAI ed avere all'interno della nostra Valle dei Templi questa gioiello che è la Colimbetra. Come cambierà quell'angolo di parco? Il FAI ha messo delle risorse, per cui ha già acquistato un immobile, le Casine Montana, che saranno messe a disposizione dei visitatori. Da lì si farà tutta la parte di valorizzazione, di didattica anche per i ragazzi, e poi ha un progetto già presentato per quanto riguarda i nuovi servizi all'interno della Colimbetra, e poi c'è l'aspetto archeologico, che è un ulteriore tassello che va ad aumentare la specificità di quest'area. C'è un'area archeologica che è stata osservata. I progetti che abbiamo in campo pronti per il 2025 sono tantissimi. Abbiamo previsto circa 75 giornate con eventi dei più disparati. Si va dagli eventi incentrati sui temi del paesaggio e dell'ambiente ad iniziative invece di intrattenimento, perché ci piace anche raccontare una Colimbetra più, come dire, anche allegra e leggera, soprattutto durante il periodo estivo. Quindi siamo contenti ovviamente di aver ricevuto questa importante conferma, perché questo ci consentirà di continuare ad investire sulla città, quindi non soltanto sul giardino in sé, ma proprio su tutto il territorio agrigentino. Questo per noi è un grandissimo orgoglio, un grandissimo motivo di orgoglio, e quindi grazie ancora a tutti per il sostegno, e affrontiamo assieme questo 2025.